C'è un bambinello e non è circonciso, perché il suo regno non è il paradiso. La mangiatoia di paglia e verdura è un cassonetto della spazzatura. Al vecchio bue ormai superato, meglio una mucca col certificato e un produttore con 30 denari che paga l'ingaggio di 2 zampognari. C'è un falegname maestro di ingegno che inchioda croci e barche di legno. Approderanno fra Brindisi e Bari, lontane dagli occhi dei commissari. C'è una Madonna vestita di nero che non distingue più il falso dal vero, porta l'accento di un altro paese e quando prega lei parla albanese. Sul presepe del 2000 quante cose ci ho messo in fila. Sul presepe del 2000 passa un angelo che non vola. Ci son 2 magi che intonano salmi, l'oro e il petrolio, l'incenso, le armi. Non porta mirra, il terzo si affianca con un vassoio di polvere bianca. Sulla montagna a sfiorare le stelle si alzano in cielo 2 torri gemelle. Per il castello ricordo di Erode, lasciato a Bin Laden, suo ultimo erede. C'è il pescatore che pesca sirene e paga in dollari per le cubane. E il cacciatore che cerca una preda fra i giovani acerbi di una discoteca. Sul ponticello che affaccia sul fiume, Babbo Natale stilista in costume riempie la slitta di volpi e visoni e vende le renne per farne giacconi. Sul presepe del 2000 quante cose ci ho messo in fila. Sul presepe del 2000 passa un angelo che non vola. L'angelo appeso sui nostri ricordi grida la pace fra spari e petardi, ma non distingue guardando la terra se sono botti di festa o di guerra. Sulla capanna la stella cometa traccia la strada dell'ultima meta, uno scienziato che possa clonare un altro Gesù per poterci salvare. La novella che qui si conclude può sembrare blasfema, lo so, ma se oggi Edoardo mi chiede: "Ti piace o presepe?" rispondo di no.